Buongiorno, oggi siamo nel Giardino dei Diritti che abbiamo inaugurato il 10 aprile 2021 e in particolare mi trovo sulla panchina arancione, la panchina con il colore che caratterizza il nostro Festival del Coraggio, un appuntamento che abbiamo introdotto 4 anni fa e che è diventato un punto di riferimento del programma culturale della nostra città. Tante persone giungono a Cervignano per ascoltare, per partecipare ai nostri eventi ed è intenzione della nostra lista proseguire in questa direzione, organizzando edizioni del Festival del Coraggio sempre più partecipate, sempre più coinvolgenti, portando persone e le loro storie nella nostra città. Grazie all'importante lavoro fatto in questi anni e ai fondi che abbiamo stanziato nel bilancio per i capitoli della cultura, a Cervignano è stato assegnato il titolo di Città che legge per premiare il grande impegno nella diffusione della lettura ed è anche ancora una volta in questa direzione che andrà il programma della Lista del Ponte, continuando a sostenere attività rivolte ai bambini, ai ragazzi, promuovendo la biblioteca alle mie spalle come punto di riferimento e culturale per la nostra città. Siamo animati dalla volontà di creare arte che entri in contatto con il cittadino ed è in questa direzione che siamo andati realizzando alcuni murales in punti precisi della nostra città. Penso ad esempio alla parete della biblioteca, ma anche a una delle pareti della nostra casa di riposo e anche alla facciata della palestra di Via Turisella. Arte all'aria aperta, arte che entra in contatto con il cittadino. Anche in questa direzione vogliamo proseguire e andare recuperando alcune zone e aree della nostra città. Una grande sfida e al tempo stesso una bellissima opportunità è il lascito ponton, un'eredità che il comune di Cervignano ha avuto nei mesi scorsi e che ora dovrà portare all'attenzione di chi avrà il piacere e il compito e l'onere di amministrare la nostra città nei prossimi 5 anni. Un edificio importante, storico, situato nel centro della nostra città, un edificio che parla di storia e di cultura già nel suo stato attuale. Compito dell'amministrazione sarà quello di portarlo a conoscenza dei cittadini, aprendo le sue porte per momenti di incontro, per presentazioni di libri o per piccoli concerti.